Eccoci con mister Alex Visentin, un risultato oggi di 3-2 per la sua squadra, San Gaetano che dà la prima sconfitta contro il Portogruaro Calcio, una partita combattuta, siete andati 2 volte in vantaggio, 2 volte siete stati ripresi, avete anche rischiato il 3-2 e poi c'è stato questo gol proprio all'ultimo secondo che vi regala 3 punti, penso che dal suo punto di vista meritati. Assolutamente meritati, anche perché la squadra comunque è una squadra molto giovane, poi noi le nostre ambizioni sono quelle di salvarci il prima possibile, quindi finora la nostra classifica è abbastanza falsa, nel senso che abbiamo sempre fatto bene, però i punti erano un po' pochi, perché anche a Treviso domenica scorsa siamo andati a giocare il primo tempo con 5 fuoricota in campo e sono poche le squadre in promozione che si permettono di fare questo, per cui anche al di là della fine della partita dico che sono 3 punti per noi meritatissimi per quello che hanno dato i ragazzi, quindi niente da dire. Sì, ho visto una partita combattuta, siete entrati in campo col piglio giusto, insomma per voi oggi era una partita molto importante, penso anche come ho detto domenica scorsa per l'autostima per i giocatori. Insomma. Assolutamente sì, perché ripeto, essendo giovani hanno bisogno sì, di buone prestazioni, ma anche poi la soddisfazione di una vittoria dà molta gratificazione e convinzione di quello che stiamo facendo, quindi in questo modo vale doppio secondo me. Per far cercare di capire anche la psicologia di chi poi entra in campo, il mister, si parla poco del mister, trovarsi all'ultimo posto, come si affronta l'avversario? Bisogna prepararsi bene durante la settimana, poi il lavoro paga sempre, noi fino a oggi le prestazioni le abbiamo fatte, mancava solo il risultato, era questione di tempo, quindi bisogna essere certi, sicuro di quelli che si fa, quindi prima o dopo il risultato è sì, allora chiudiamo questa intervista nominando se c'è un giocatore della sua squadra che oggi ha fatto la differenza o è stato il gruppo vincente? È stato il gruppo, perché vince sempre comunque il gruppo. Poi si esaltano i singoli perché hanno la possibilità e la gioia di far gol, ma è sempre il gruppo che permette questo, quindi è il gruppo e anche di quelli che sono entrati sono stati bravissimi. Bene, grazie mister. Grazie a lei.